No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, oh guarda come ho imparato da me il CP ad affrontare la mattina, attento. Andiamo a fare giro, vedi? Ti gira la testa come per dire, oh, non rompermi le balle. Andiamo a fare giro, con la bocca dice, eh? Andiamo a fare giro, fare un caccone, eh? Mi sta bene qua il calduccio, dicevo, su mica mona, fuori fa freddo. Andiamo a fare giro. Andiamo. Dice, ah, porca troia. Io poi ho modo prima mattina. Gioia, devo andare al lavoro, dai. Andiamo. Poretta. Che stiracchiudi, che stiracchiudi. Buongiorno Italia. Primo giorno da libero. Com'è? Ti dirò sinceramente, devo ancora realizzare, no? Devo ancora rendermene conto. Difatti sono ancora nervoso, ancora lo stomaco rabbaltato e sai, anche ieri ero tutto nervoso, tutto un ruttare, perché sai, quando certe persone quando sono nervose gli si gonfia lo stomaco, no? E perché sempre col pensiero che palle, domani devo andare a lavorare, non ho voglia, non ho voglia. E yeah, adesso non sono, diciamo, al lavoro. Sono un attimo nella vecchia casa perché devo fare una cosa e dopodiché niente, emigro un po' qua nel Friuli perché ho il compleanno di Fabrizio Di Zingari mercoledì, no? Diciamo che sì, c'è una cosa che non sono tanto felice, cioè io adesso potrei farmi un bel viaggettino, anche un mesetto, no? E forse ne ho già parlato in un video vecchio. Il problema è che io vorrei tanto che tu non hai neanche idea andare in Scozia di nuovo e farmi anche un giretto lento per l'Inghilterra. Col CP non si può. Ho approfondito e tutto quanto, cioè c'è proprio il sequestro immediato del cane anche se non fa niente, anche se non dimostra aggressività, anche se non è successo niente. E a me questa cosa fa veramente molto innervosire perché da una parte, conoscendo non tanto la razza, ma conoscendo i potenziali danni che può fare un cane di media grossa taglia, posso anche essere d'accordo sul divieto di certi cani, no? Però in luoghi frequentati, cioè all'interno degli autobus oppure nelle vie, nei centri, ma in questi casi diciamo particolari, che c'è un ragazzo che passa col camper, quindi il cane dentro al camper e poi scende giustamente, sai anche come sono, che vado sempre un po' nel wild, un po' nelle zone un po' meno trafficate, no? Quindi vai in queste zone deserte col cane e anche lì non puoi, capisci? E questa è una cosa che mi dà veramente tanto fastidio perché io ho proprio in mente quel viaggio lì. E il resto sto guardando le mappe di continuo, sto guardando sui gruppi Facebook dei viaggiatori che mettono le foto, per carità bellissime, Istanbul, tutti quei posti là, ma a me sinceramente non è che mi ispiri tanto, eh. Non perché non sono belli, non perché non li reputo belli, ma perché, sai, mi sono prefissato in testa la Scozia. Seconda scelta poteva essere il nord della Francia, che mi ha sempre ispirato perché ho visto quelle spiagge un po' deserte, questi paesaggi molto tranquilli e tutto quanto, con questi bei borghetti. Però anche lì il CP non può entrare e c'è anche l'arresto, no, in certe città. Stavo pensando poi Romania, quelle parti là, Mar Nero per carità, oppure anche Grecia, che sinceramente no, non lo so. Non lo so, non lo so, non mi sento ispirato. Poteva anche interessarmi il Giro dell'Italia, solo che non so, da vedere il discorso montagna, perché se io ho il terrore con questo camper qua di fare la montagna con le strade ghiacciate e con la neve, perché insomma ti scivola un attimo la macchina, vabbè, gli dai una botta, non succede niente, oppure gli dai una botta, vai dal carrozziere, ma se ti batte un camper che ha le pareti di cartone, capisci? Cioè fai danni veramente seri, perché dopo dentro a quelle pareti di cartone, che già sono danni di migliaia di euro, c'è un frigo, c'è tutti i tubi del gas, c'è tutto l'impianto elettrico, cioè c'è i tubi di riscaldamento, c'è tanta roba, capisci? Che magari così potrà anche
tra virgolette valer poco, ma ricomprala. Cioè io ho cambiato il frigo, di listino era 1500 euro quel frigo, più 500 di manodopera, cioè capisci? Quindi insomma sono soldini, quindi io viaggio sempre con estrema prudenza col mio camperino. Sì, ho fatto salite anche abbastanza estreme in prima, però cazzo il terreno era asciutto, era estate, quindi insomma hai capito. E quindi, boh, diciamo mi brucia star qui in zona, anche perché appunto ho il consenso della gente fidanzata, prenditi pure un mesetto, vai a farti il giro che ti piaceva tanto, però sai, dove vado, hai capito? Per carità, resta senz'altro magari valido il discorso che io non ho studiato quei posti tipo la Romania, l'Albania o che cavolo ne so io, un po' più ad est, no? Saltando la Croazia ovviamente perché anche in Croazia il CP non può entrare, no? E quindi niente, adesso con calma, appena ho voglia, appena mi viene l'estero, studierò un po' quei posti lì. In teoria, secondo me, avendo visto alla buona, no, le mappe, riusciresti passando dalla Slovenia, dalla parte diciamo nord, cioè tagliandola proprio per dritta, cioè non nord, centrale, scusami, tagliandola per dritta salteresti tutte le montagne, quindi il tutto è praticamente pianura, no? Tutta la strada per arrivarci, in teoria, dopo ripeto, guarderò meglio Google Maps, però mi sembra avere l'impressione che sia così. Adesso magari chiederò se qualcuno con vecchio camper, in qualche gruppo Facebook chiederò, perché questi video, nonostante io sia allineato, cioè della serie ho massimo 2 video indietro, capisci? Ma ne ho comunque un disastro del passato, quindi c'è ancora questo lasco di 2 mesi. Vabbè, però insomma, cioè, cosa faccio? Non te le racconto ste robe, no? Cioè, è uno delle pietre miliari della storia, sta roba, no? Anche perché poi, forse l'ho già detto, e io spero tu non fraintenda perché può sembrare anche una cosa antipatica, ma per me fare tutti questi giretti in zona, cioè parti, ritorna, è una gran perdita di, tra virgolette, tempo, molto, tra virgolette, e un buttare via gasolio, un buttare via un sacco di soldi di gasolio, perché se ci penso alla fine il viaggio che ho fatto in coso lì in Francia, ci ho speso 100, adesso non mi ricordo cos'è, 130 euro, 128 euro, andata e ritorno, cioè capisci? Quindi sì, con la mia Anda, per carità, velocità lumaca e tutto quello che vuoi, c'è sempre in coppia, bassi giri e tutto quanto, però insomma, vedi, un super viaggio del genere, ho speso quei soldi lì e quei soldi lì me li brucio in 2 mini uscite, no? Perché magari hai un po' più di fretta, pesti di più sull'acceleratore, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, purtroppo, cioè purtroppo, insomma, così è la vita, come ti avevo già detto in passato, per motivi che non posso proprio assolutamente dire, anche perché non sono cose mie, Alessia non può spostarsi, diciamo, più di 8 giorni e quindi niente, insomma, se non ci fossero state queste cose, io e Alessia adesso saremmo partiti in giro per il mondo, a lavorare in giro per il mondo, no, alla fine. E vabbè, insomma, ci si accontenta, tanto i miei giri anche di un mesetto così posso farmeli, quindi da studiare bene le tappe, dai, perché sennò così, cioè, non so, mi sento smotivato, no? Cioè come i bambini, cioè voglio la nave dei pirati e la nave dei pirati non c'è, però c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, no, non me ne interessa un cazzo, io volevo la nave dei pirati, è uguale, io volevo la Scozia. Ah, ho fatto anche una cosa, diciamo, da non full timer, diciamo ci tengo a tenerla perché insomma sono aspetti psicologici, secondo me, di una relativa importanza, insomma, comunque di un relativo interesse, no? Allora, come tu sai, io qua che sia estate inverno ho sempre tutto dietro, quindi tutti i vestiti, tutta la roba invernale, tutta la roba a spiaggia, io ho qualsiasi cosa, ho anche la bicicletta o tutto quanto. Però per motivi di peso o comunque di, secondo me, non lo so, di inutilità, la ritenevo una cosa stupidina, ho lasciato a casa il sacco grosso delle crocchette di Emi e mi porto via, me le travaso sempre su un sacchetto che mi hanno regalato la Frischis, che è comodo, no? Che si richiude tutto, l'olio motore e il liquido refrigerante. Diciamo queste tre cose mi fanno sentire un po' ogni tanto una specie di mezzo full timer, però è anche vero che comunque dovendo rimanere tra virgolette in zona perché comunque mi frequento anche con la Lesce, cioè una amorosa del genere non me la trovo più, è veramente una brava tosa questa, quindi voglio dire ripasso da queste zone e reputavo abbastanza stupidino, no?
portarsi dietro delle cose che le usi una volta all'anno, cioè capisci? Insomma, c'è i crocchi HP, no, una volta alla settimana, però ok, l'olio motore, il liquido refrigerante, cioè sono 10 kg di roba, portarseli via così per niente, non lo so, cioè, quella cosa, tu sai che io non devo essere un full timer, io non devo essere niente di niente, io voglio solo il mio equilibrio, la mia felicità e l'estrema vastità, il cazzo che me ne frega di tutto e di tutto, che è la mia libertà sostanzialmente, e nella mia libertà c'è anche il decidere queste cose, cioè io voglio lasciare a casa, nella vecchia casa, quelle cose e lo faccio. Perché alla fine scopri che la libertà è quella, cioè non è l'andare a vivere in camper, non è fare ste robe, ma fare quello che vuoi. Cioè quanto durerà sta storia del camper? Non lo so. Magari dura un mese, magari dura 10 anni, che magari dura per sempre, ma non lo so, ma è quella la libertà, capisci? Cioè il fatto di dire io sto qua solo perché lo voglio, perché in fondo io la casa vecchia ce l'ho ancora. Sì, ho spento tutte le utenze, ho tolto elettricità, ho tolto tutto, però volendo ce l'ho. Quindi se sto qua è solo perché proprio ho voglia di star qua. Il giorno che non avrò più voglia, me ne vado. Cioè, ragazzi, scusate, ma anche perché adesso, beh, forse l'avrei capito dai miei post su Facebook, l'idea del camper nuovo, bagnetto a parte, diciamo doccia, più che bagnetto, doccia a parte, non mi attira, non mi attira sempre meno, perché io sono sempre più innamorato del mio camper. Io ti ho sempre detto che di questo camper proprio io sbavo per la disposizione interna e per i colori. Ovviamente tu adesso nel video stai vedendo la parte peggio dei colori, ma come ben sai per colori intendo sta parte qua, legno chiaro, tipo casetta di montagna, no? Va che bello, con i sottendine, le sorbette. E su quelli nuovi non ce l'hai, o comunque tutte anche le mie modifiche, gli attacchi GoPro, gli attacchi di questo, il sapone, eccetera. Cioè qualsiasi cosa ho notato, fai su questo camper, su un vecchio camper, lo migliori, lo rendi più bello, no? Perché sempre con un po' di buon senso, non è che fai le robe a caso, scegli gli oggetti dei colori a caso, cioè devi sempre avere quel minimo di senso estetico, però comunque qualsiasi cosa io ho visto io faccio qua, anche attaccare gli adesivi nel piano cucina, dentro i cassetti, tutte quelle robe là, cioè lo migliori, diventa più bello. E nei campi nuovi non puoi fare niente, cioè li rovini, viene fuori una savattata, si dice da noi, no? Sì, sempre, se hai letto i miei post su Facebook, io il cuore ce l'avrei per i school bus americani, si chiamano Schoolie. Certo non una cosa da 12-20 metri, ma una cosa tipo da 8 metri, farlo solo che lì, ovviamente, qui col gasolio che costa, cioè, dove vai? Cioè, ti consuma come un'idrovola. È passato uno che ho conosciuto su Instagram dalla Polonia, è passato per l'Italia, già aveva la foto con la polizia in parte che non riusciva a girarsi, quindi immagina anche la praticità dei parcheggi, delle manovre, dei tornanti in montagna e tutto quanto, cioè, non si può. E l'omologazione ovviamente, e poi anche i costi, perché insomma io non è che sono un maghetto del fai da te, io non è che so farmi un scuolabus come tutti questi ragazzi o questi signori americani che effettivamente postano le foto in cui fanno quasi tutto loro, dai mobili, quindi la parte falegnameria, la parte elettrica, la parte idraulica, e io veramente li stimo tantissimo, cioè ci fanno una casa vera e propria e certi. La maggior parte, tra l'altro, neanche certi così, la maggior parte di questi scuolabus sono veramente opere d'arte. Se tu vai su Instagram e scrivi nella ricerca Schoolie e vedi cosa non ti viene fuori. Cioè, dopo capisci perché il zingano, cioè, si è smoralizzato dei camper qua nuovi, dei camper moderni. E dico, ciao, piuttosto mi tengo il mio, preferisco il mio, continuo a preferire il mio. Anche per il discorso bombolone, sono sincero, io ci ho pensato tanto e cioè, un conto è andarsi in vacanza, ti dico sempre, ma viverci è tutta un'altra cosa. Sentivo poi chi ha il web basto, perché sai, di solito ogni scarafone è bella mamma sua, no? Quindi ognuno difende sempre le proprie cose. Probabilmente anch'io, probabilmente anche tu, probabilmente tutti quanti. Ma chi ha il webasto c'è stato, di solito tutti dicono non costa niente, non consuma niente, eccetera, eccetera. C'è chi è stato magari un po' più onesto, dice cavolo, guarda, ti lascia sempre a piedi batteria, ci vuole un pannello e una batteria solo per quello. E soprattutto c'è chi mi ha detto che d'inverno ti ciuccia anche 3 litri di gasolio. E ho detto, cazzo, 3 litri, 1,50 euro al litro, sono 4,50 euro al giorno. E porca puttana, mi costa come stare a casa. Per carità, non è che sono venuto qua solo per i costi, però insomma, capisci, abituato così col bombolone GPL,
è tutto un altro mondo, un po' come quando sono passato alla Smart ai camper, no? Cioè, la Smart avevi i tuoi bei 80-90 all'ora e ti faceva in media 30 con litro, un pochino meno di 30 con litro, la Smart a gasolio ovviamente. E quindi insomma, quando parti già con una cosa che ti soddisfa, andare anche se è una cosa nuova, ma che però ha meno, no, di quello di cui tu sei abituato, capirai che dici, cazzo, perché devo spendere tutti quei soldi per una roba che dopo, no, alla fine la rimpiangerò, no? Cioè, e allora così mi sto stragodendo il mio veramente. Altri piccoli lavorettini che devo farci, beh allora senz'altro il rubinetto da cambiare, ma quello non è tanto un lavorettino, ma è più manutenzione. Togliere tutta sta schifezza bianca che ho fatto per terra col silicone e mettere questa cosa marroncina qua, vedi, questa specie di gommetta, e senza tirarla come ho fatto per la porta, perché altrimenti poi lei si rirestringe e dopo vedi non torna come misure, no? Poi vabbè, da una vita che lo dico, qui sotto fare una specie di mensolina, guarda, che parta magari anche da qua, in modo da infilare varie cose dentro, magari di questo colore qui, o comunque un legno chiaro, o anche il colore della tavola, insomma, ecco. Poi la porta da rifare l'avevo fatta provvisoria con la bomboletta. Allora, da fuori, quando lo apri con la colorazione che ho, vedere la porta bianca e nera, cioè panna e nera, scusa, e rossa, che cazzo, prima mattina, è una strafigata. Da dentro è un pugno nell'occhio, quindi la parte sotto andrà marrone, in mezzo non lo so cosa farò, qui andrà bianco come la parete. La scritta home volevo togliergli spaghetto, togliergli i fiocchetti un po' frufru con i cuoricini e attaccarla col Bostik e farci una specie di piccolissimo mensoletta portavasi con i buchetti per mettere quattro piantine piccoline, magari pendenti, tipo il Scindapsus, tipo quella lì, quello è un Scindapsus, no? Che adesso è ancora piccolino, poi è una, diciamo, rampicante, quindi verrà giù, no? E qui sopra quasi la stessa cosa, cioè avrà spazio, volevo fare anche lì una piccola mensoletta bianca, ovviamente non legno perché qua siamo nell'area letto che inizia a diventare più bianca e boh, forse anche lì metterci delle piantine che cadono, non lo so, da vedere o da continuare a fare la libreria lì, ecco. E la finestra della cucina qua, accidenti che per quest'estate mi servirà, quindi appena c'è campo recupero, no, che conosce Mario, arriverà qualche camper, andrò assieme a lui, andiamo a vedere, magari fare la zia non solo della finestra, magari si troviamo anche qualche altro pezzetto che può servire o comunque da sostituire perché è più nuovo, vediamo di prendere su anche quelli. Oggi ho continuato a togliere ancora roba che reputavo inutile. Qua vabbè, si stavo iniziando a mettere gli adesivi, diciamo, a appendere cose dentro i mobiletti. Ho messo questa qui, tac, con le batterie ricaricabili per prendere la roba che c'è dentro. Sì, come vedi spazio ne ho, eh. Però manca niente, c'è quello è bello, insomma. Vediamo, qua ho iniziato a mettere, ah ecco, vedi, guarda che carini vederli così, cioè ho preso qualche souvenir di posti che sono andato in giro, tipo qua il castello del Cattaio, il castello di Miramare, le grotte quelle della Slovenia, un po' di adesivi sparsi in giro. Qua invece su questo di qua niente, gli ho messo questa cosa color mattoni, ah ecco, anche questo devo rifare, che c'è quello lì che è orrendo, devo trovare della carta color mattoni. Poi un'altra cosa che avevo pensato, mi sarebbe piaciuta molto, vedi queste pareti color beige, vedi, della cucina, trovare come si dice, una specie di carta da parati color mattoncini bianchi, non quelli 3D, eccetera, no, no, una cosa semplice, chiara, anche perché questo insomma è beige, quindi verrebbe ancora più chiaro e soprattutto molto più bello. Io ho visto Civico Zero l'ha fatto, io ho fatto i complimenti, ho detto ma cazzo, ma siccome ho provato anch'io a mettere quelle specie di carte apparati, ma come hai fatto, cioè, a metterle lungo tutte le finestre oppure dove ci sono tutti quei i dettaglietti qua, i contorni, i bordi, ora qua, come cavolo fai? Porca miseria, bisogna vado a trovare Civico Zero, me lo faccio fare da lui. Mi chiedi ogni tanto il discorso corrente com'è qua d'inverno. Allora, con i pannelli nuovi ti dico solitamente io la mattina ho già le batterie strapiene.
e anche se il sole è gratis, non lo paga nessuno e tantomeno io, comunque mi sembra uno spreco non utilizzarlo, quindi quando io ho le batterie piene sai che approfitto e attacco sempre tutto. Infatti adesso vedi, finalmente riesco ad avere un 2 ampere abbondanti, 2,2 di ricarica, ma solo perché ci ho attaccato varie cose, ci ho attaccato tutte le batterie, ci ho attaccato il Surface, il telefonino, il power bank, dopo di qua ci ho attaccato un'altra lampada LED, quindi insomma in questo modo sfrutto i pannelli perché altrimenti siccome le batterie sono sempre piene, nonostante cioè, se vivo in campo e uso tanto il computer le utilizzo, no? Però i pannelli, quella volta ho scelto i pannelli buoni e quindi caricano subito, il regolatore di carica dice le batterie sono piene, quindi i pannelli li faccio lavorare poco, no? Quindi i miei pannelli sono sempre sotto all'1. In questi casi vabbè, approfitto, attacco le robe, allora vedi che va su, insomma. Anche magari quando accendi la pompa dell'acqua, cioè accendi la pompa dell'acqua, allora vedi i pannelli che iniziano a caricare. Io quella volta avevo chiesto quelli pieghevoli, no, da aggiungere, però me li hanno sconsigliati tutti, hanno detto che, cioè gli installatori, hanno detto guarda, ti costano uguale, ti rendono molto meno, cioè molto meno rispetto in termini di soldini rispetto a dei pannelli tradizionali, cioè rapporto qualità-prezzo, no? E allora ho montato due pannelli tradizionali, diciamo di buona marca, uno a 100 e uno a 120 e vedo che i risultati sono eccezionali. Non ha senso mettere altre batterie o altri pannelli, almeno per il momento, vediamo poi, non lo so, in un futuro se salterà fuori, diciamo, una tra virgolette occasione di qualche webasto strausato, cioè strausato a prezzo veramente basso e magari insomma qualche amico che mi dà una mano a montarlo, e allora lì sì, in quel caso magari monterò, secondo me neanche tanto un'altra batteria, ma gli altri pannelli, non lo so. Beh, è una bellissima cosa però dire, cioè non mi serve niente, cioè ho tutto, ho raggiunto il tutto, c'è sempre doccia a parte alla fine, dai, cava la doccia, no? E alla fine, cioè, per me questo è il camperino perfetto, veramente, è veramente perfetto. La doccia perché? Allora, beh, la doccia per un discorso di pareti, di isolamento, per carità, puoi sì preriscaldarti il bagnetto con questo qui, cioè tu quando hai acceso la stufa accendi le ventole, io ho chiuso tutte le canaline, ho aperto solo quella del bagno, cioè hai la saunetta dentro al bagno, però accendendo quello ti preleva il caldo dalla stufa, quindi se è caldissimo dentro in bagno, quando esci qua hai di nuovo tra virgolette freddo. E allora veloce, 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 corri, 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 arrivi qua, spegni la ventoletta e ti piazzi davanti alla stufa, anche se comunque dopo ci vorrà 2 o 3 minuti perché la stufa riprenda a fare il caldo che ti asciughi e stai bene, no? Però insomma questa è una cosa. Seconda cosa, non so se nei camper moderni cambia il discorso del boiler, perché insomma qui hai un boiler piccolino, quindi le docce d'inverno sai che l'acqua è relativamente poca, cioè non puoi lavarti sia te che i capelli, cioè ti lavi te e dopo ti lavi i capelli o viceversa, insomma, ecco. Cambiare boiler lasciamo perdere, costa tipo 700 euro un boiler e di manodopera ti chiedono 500, quindi assolutamente no, nel modo più assoluto proprio. D'estate invece no, c'è il discorso delle docce in camper, assolutamente no, cioè io le faccio da 2 anni, ti dico ti fai delle docce più che abbondanti, per di più se dopo hai anche il doccino che si può appendere al muro, io ho comprato un pezzettino, ti faccio vedere. Questo qua, no? Io ho preso questo piccio qua, è regolabile, te lo giri come vuoi, fai cicicocò e vai da Dio, non ti lavi da Dio. Quindi primavera e autunno problemi zero perché l'acqua calda ce ne hai insomma a volontà secondo me. D'estate che poi usi l'acqua fredda o tiepidina, cioè ti fai la doccia con i 100 litri di acqua, quindi quella ha proprio problemi zero, vai tranquillo. E l'unica cosa è solo l'inverno, lì è un po' critichetta, diciamo non è che muori di freddo, però non ti invoglia fare la doccia così come ti invoglierebbe tipo fartela a casa o magari in un camper più moderno, non lo so. Ti ho detto adesso non ho mai fatto una doccia lì, non so come funzionano qui i boiler, non so quanto caldo è il bagno quando ti spogli, hai capito? Quindi non so. Poi sarò ripetitivo ma continuo a dirtelo, cioè se io ho sempre le batterie piene, oltre ai buoni pannelli, ci sono anche i motivi che ti ho spiegato più volte. Caricati tutta la roba quando c'è sole, quando c'è abbondanza di luce, perdona la mia voce invernale. Comprati un paio di buoni power bank che te li carichi quando c'è appunto sta abbondanza e poi quando è sera, così ti ricarichi tablet, telefonini, macchine fotografiche, che sono cose che ciucciano.
Un buon power bank, anche lì vale un po' la regola delle batterie delle auto, sai che più pesa e più è roba seria. Power bank, questo è da 30.000, questo è di buona qualità, da 30.000, è della Imuto, c'è scritto, è molto pesante, è veramente un mattone. Ne ho anche un altro da 20.000, quindi da 20.000 a 30.000, insomma non è che c'è sta enorme differenza. Quello da 20.000 non dura nulla, questo qua da 30.000 dura una vita. E tu dici, cavolo, come mai? Quindi capisci anche questo discorsetto qua. Proprio prendili in mano, sentili a peso. Che poi dopo il vantaggio, perché non solo tu hai la batteria sempre piena, ma quando poi parti, tipo se io adesso dopo stasera parto, le mie batterie sono già piene. Cosa significa? Significa che non metti in funzione l'alternatore del motore, quindi consumi meno, il camper va più liscio, no? Ecco, ho scritto un'email all'Associazione Culturale Cani da Presa dove Amy aveva tenuto, diciamo, delle gare, aveva vinto un pedigree come capostipite, siccome era arrivata prima. Carissimi, buongiorno, scrivo io. Vorrei passare per la Francia con il mio American Pitbull Terrier, tra parentesi in camper, ma gli è vietato, a meno che non abbia un pedigree FC. Chiedo pertanto, vale qualcosa il pedigree che ha vinto anni fa ad una CCP di Vorghera, oppure è un'altra cosa? Grazie in anticipo per una risposta. E lì mi rispondono. Salve, no, mi dispiace, ma non riconoscono nessun certificato oltre a quello FC che deve riconoscere il cane come AST, pena il sequestro e la soppressione del soggetto. Mi dispiace. Purtroppo, come ti avevo raccontato, era successa anche quella storia della bambina che gli avevano preso il cane, gliel'avevano soppresso, avevano scritto alla regina, avevano fatto un disastro, televisione, social network e tutto, ma non c'è stato nulla da fare. Quindi figurati se io vado a rischiarmi il CP, ma neanche per idea, quindi la Scozia aspetterà, insomma.